Intanto io vorrei delle RSA che riescono sempre a tenere insieme la dimensione della casa, dell'ospedale e dell'albergo. Queste credo debbano essere tre sfaccettature a cui la RSA deve rispondere. Deve rispondere all'idea di casa, perché lì le persone ci vivono, non passano un momento transitorio della loro vita. Ci vivono, nel momento in cui decido entro in RSA, quella diventa la mia casa. E quando un ospite che magari torna dall'ospedale riesce a dire torno a casa, vuol dire che lì c'è davvero un buon servizio. E la casa poi vuol dire tante cose, ad esempio che non ci sono gli orari, ad esempio che i familiari sono accolti. Significa che la presenza di familiari non è solo tollerata, ma è sollecitata, sapendo che qualche volta è difficile riuscire ad accontentare tutti. Anche oggi, io prima di venire qui, insomma, qualche familiare che si lamentava di alcuni pezzi che non funzionano nella vita della quotidianità, mancava un po' di biancheria negli armadi. Ovviamente ho un familiare che penso giri a rubare la biancheria degli altri, e quindi i familiari si lamentano perché, ma non è un ospite, è un familiare. Insomma, si complicano con alcuni problemi ovviamente, ma questa è la vita, però che deve essere casa. Poi deve avere un servizio alberghiero di qualità nella sua struttura e deve essere anche un servizio sanitario di qualità, perché qualche volta in alcuni momenti della nostra storia c'è stato una sorta di espulsione dell'idea della sanità, ce le abbiamo fatte diventare troppo sanitarie, per guardare che abbiamo i malati e quindi lì bisogna dare le risposte di alta qualità ai malati, di alta qualità e di alta professionalità, seppure in un contesto che sia di casa o che sia di albergo. Il secondo aspetto credo sia quello appunto della competenza professionale. Ve l'ho già un po' accennato, ma credo che si debba fare un grande lavoro, non finto, ma sostanziale, per la formazione, la preparazione e l'aggiornamento costante delle persone che lavorano dentro queste strutture, anche gratificandole grazie a questi passaggi. Il terzo aspetto è la capacità di creare strutture molto flessibili, in grado di rispondere ai diversi bisogni del territorio, ma non delle strutture tra di loro separate. Quindi io so che qui voi avete un centro diurno, avete anche un centro per una struttura per disabili, la RSA per anziani, quindi perché credo che noi possiamo offrire davvero una articolazione di servizi molto modulata, perché i bisogni sono diversi. 20 anni fa sicuramente eravamo più indietro in questo campo, uno aveva o la casa di riposo o niente. Oggi noi possiamo essere in grado invece di offrire la RSA, il ricovero di sollievo, il centro diurno, il servizio di assistenza domiciliare, il servizio di assistenza notturna, la residenzialità leggera. Tutto questo perché è importante costruire servizi che si modellano e che vanno incontro ai diversi bisogni delle persone. E poi credo, e su questo tornerò un attimo alla fine, che debba esserci sempre una forte partecipazione della comunità. Una RSA deve essere qualcosa che è sentita, percepita, vissuta come un bene di tutta la comunità, perché se è così probabilmente vi è anche un interscambio continuo e un benessere dentro nella comunità stessa. E poi l'ideale sarebbe che chi ha bisogno di queste realtà possa accedervi, ecco, senza fare un percorso d'ostacoli, ma possa, al di là di tutto quello che abbiamo detto fino a qui, entrare da qualsiasi porta dei servizi. Uno potrebbe arrivare in comune, può andare all'ASL, può entrare direttamente nella RSA, a seconda. Voi qui peraltro adesso io ho capito che voi avete 4 porte per entrare nelle vostre mura. Io non so bene quelle che ho preso, perché arrivando da là ho visto che c'era sul Cino Est, Nord, con le grandi uscite delle autostrade, non arriva a Roma, grosso modo queste. Poi insomma ci sono 4 possibilità diverse per entrare nelle mura, ma al di là della porta che io scelgo, per caso o per preferenza, io so che una volta che ho attraversato questa porta di Soncino, ma simbolicamente voglio dirvi quella dei servizi, c'è dentro qualcuno che poi mi accompagna al posto giusto e non c'è qualcuno che mi dice no, guardi, ha sbagliato, adesso devo uscire da questa porta perché se ha bisogno di questo servizio deve entrare da quella. Al di là da dove si entra, ormai si è dentro nella città dei servizi e quindi chi accoglie deve essere capace di accompagnare, interpretare il bisogno
offrire quindi il servizio più adeguato. E allora